I build, well, baby, they're tumbling down. Allora, vabbè, neanche io delle tecniche anche perché non vedo l'ora di sperimentare, soprattutto non vedo l'ora invece di impiegare 3 mesi a leggere tutti i miei libri infiniti, impiegarne magari uno, dato che abbiamo capito che si può duplicare la velocità, direi di no. Duplicare molto di più, duplicare poco. Beh, insomma, primo step. Non vedo l'ora di riprendere tutti quegli interessi che ho dovuto accantonare perché l'università mi affliggeva. Che bello, al passato. Non vedo l'ora di arrivare magari in una biblioteca conscia che io sono armata di strumenti che tutti gli altri che sono lì a leggere non hanno e che sono tipo super accessoriata. Bella l'immagine. No, è vero. Com'era il Mr. Gadget? Sì, cioè è proprio quella l'immagine che ho in testa e soprattutto ho capito, sapevo già, ma ne sono ancora più conscia che la vera ricchezza è arricchirsi per poi essere, ed esternare quello che esterni tu, cioè felicità, tranquillità, serenità, voglia di vivere. E poi in questi 3 giorni mi sono veramente accorta che, vabbè, al di là dei cicli del sonno mi svegliavo molto più tranquilla e serena, senza quella pesantezza di voler stare a letto ancora 5 minuti, 10 minuti e posticipare la sveglia, e mi sono proprio accorta che mi svegliavo felice, cioè felice anche di venire qua, quindi felice di voler imparare, di voler applicare e di voler migliorare.